Sera. Buonasera a tutti, Buonasera. come Buonasera, state? Bene. Bene? bene, Bravi? grazie. Bene. Allora, io volevo partire stasera facendo qualche piccolo esercizio con AL, perché l'altra volta abbiamo visto che a volte ingenera confusione, quindi facciamolo, qualche esercizietto, poi invece ci fiondiamo sulla poesia La Maiada, perché la prossima settimana, come sapete, saranno qui con noi Fabrizio Dettamanti e spero Silverio Signorelli, che è l'autore di questa poesia, e in questo caso cercheremo di analizzare la poesia davanti, la leggeremo e dimostreremo come sappiamo leggere il bergamasco e poi cercheremo di analizzarla come sappiamo noi, va bene? Bene, allora, eh, vedo il signor Giorgio proprio davanti a me e gli chiedo, Buonasera. buonasera, buonasera, e gli chiedo di tradurmi questa frase e poi di dirmi cosa metterebbe al posto degli al, cioè come scriverebbe gli al che ci trova. Ecco. Allora, al primo piano il tenore cantava attaccato al piano Mi forte. scusi, cantava? Attaccato, sì, Ah, suonando, però non potevo, perché se mettevo suonando il pianoforte non avevo l'al. E quindi sì, ho d'accordo. deciso di mettere attaccato al piano. Allora, traduzione. Allora, verbale naturalmente. Al prim pia, Mm? o il signore al cantà Tenur. attaccata al piano. Bravo, bravo. Adesso mi dica come mette gli al. Allora, Al prim pia. al, a L tutto attaccato, il Bravo. primo. Bene, Allora, al prim pia, pia con l'accento sulla A finale, sì. o il signor, O il tenur avevo detto, ma va bene anche il signor. cos'è che mi Avevo dice? detto il tenur, ma va Ah, bene. scusi tanto. Niente, fa niente. Vabbè, Oltenur. Eh? Sì, sì. Mm. Al cantà, Sì, il tenur con in l'accento questo sulla T. caso a me verrebbe di A Bravo, da solo. staccato L apostrofo cantà. Bravo, bravo. È attaccato al piano? Ah, scusi, attaccata al piano, il piano è una preposizione articolata per cui AL Al è piano. normale. Va bene. Vado avanti con lei. Sì. Mi rivolgo a un signore, parlo con lui e gli dico, viene lei al ballo di carnevale? Mi risponda, viene o va? Mm. Scusi, è che mi... Prego, prego, vado piano se vuoi. No, no, no. Viene lei al ballo di carnevale, punto di domanda, Mm? mi risponda, due punti, viene o va. Allora, è lui al bal de carneval, Bravo. al me risponde, Mm. Veniel o val, Facciamo Enel o Al. o Eniel o al, sì. Bravo, dai. Allora, Eniel, con la prima E accentata grave, lui con la U dieresi, Sì. al è una preposizione articolata, quindi a L, al bal normale, è monosillabo Sì. chiuso, quindi non porta accenti. Bravo. De, essendo una preposizione, non è tonica, niente, quindi niente accenti. Va bene. Carneal, Sì. Carneal, ecco, qui siamo nella regola che lei mi ricordava l'altra sera. Io non scriverei nessun accento perché secondo Mora e Francia non andrebbe. Mentre secondo Zanetti lei mi diceva che vorrebbe la A accentata perché è una parola tronca.
certo. Dico bene? Sì, dice benissimo. Mi serve per ricordare appunto la regola. Al me rispondi, Mm, qui la A è staccato una L apostrofo, bravo. me senza nessun Mm, accento perché io bravo. forma atona, quindi risponde, abbiamo una O accentata acuta, Bravo. risponde, Enel, abbiamo una E accentata grave, la prima, Ah, O al, ah, al AL è verbo andare, quindi e quindi, Enel o al. e quindi? Quindi nessun accento, Ah, nessun... no, non è una preposizione articolata. No, è Al, vero, è un è un verbo. verbo. Quindi? Quindi lei lo accentua. Certo, certo. Al. È la forma interrogativa di andare. Sì, sì, d'accordo. E ci vuole la... Ne prendo nota, signore. Sì, bravo. Allora io dico, quando tutti voi sarete al livello del signor Giorgio, io non avrò più niente da fare, me ne starò a casa. Sì, sì, avrete però un sacco di dubbi e di problemi comunque. Meglio, 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 il dubbio lo dice Cartesio, Mm, è l'unica roba di cui siamo sicuri. Va bene. Qualcun grazie. altro che si vuole cimentare come il signor Giorgio, tipo, dopo magari vi faccio qualcosina di più facile perché non siamo tutti a questo livello, ma qualcuno che ha voglia di cimentarsi con una frase un po' complicata, un periodo un po' complicato? Anna mi fa cenno di no. E qualcun altro, per esempio Menek, c'è? Eccolo. Ci sono, ma dopo Giorgio credo proprio che farò una figura pessima. Allora, no. Allora, La mia al caso. Pruenda anche con me. se la segni in italiano, io gliela dico in italiano. Mm. Il primo del mese mi paga sempre tutto. Al prim del mes, Del MIS? Mm? del MIS, il Mapaga, Al se, paga. al Mapaga, sempre tot. Bravo, e adesso analizziamo, vediamo come mettiamo gli al. Allora, al è preposizione articolata, quindi al, Mm? prim dal mes, dal Del, mis, dal Mhm. mis, dal è pure una preposizione articolata, quindi dal, Sì. come si pronuncia? Mi scusi, prim? Prim, ehm, scrivo prim con l'accento breve sulla I. Accento breve perché c'è un accento lungo. No, perché mi sfugge. Allora, Sì, con l'accento sulla I. dico perché non è però, il prim potrebbe anche andare senza accento, perché noi comunque lo leggeremo. Non è sbagliato mettere l'accento, ma non è neanche sbagliato non metterlo, Ok, perché noi, sia che noi lo mettiamo, sia che non lo mettiamo, leggiamo sempre prim, quindi non c'è necessità. perfetto, ok. Mm. Poi il Mapaga, l'apostrofo Del, prima di L. del mis al Ah, prim. del MIS, ho detto preposizione articolata, MIS, mese, quindi potrebbe essere anche qui senza nessun accento sulla I, Non serve proprio. Mm? non serve. Il Mapaga, quindi prima della L, Alme paga, eh? al me paga, Mm. eh, al, ehm, a apostrofo L, Ah, no, con l'apostrofo vuol dire no, a. no, 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 no. Veramente? Sta per mi paga, quindi è un pronome. Sì, però mi paga, quindi noi abbiamo necessità di Sta avere. per lui mi paga, quindi è
l'apostrofo prima della L. Alma paga. No, allora, mettiamo la preposizione semplice a. Ha sentito signor Giorgio prima? Poi L, perché è lui che mi paga quello, quindi L apostrofo, dopo la L, dopo la L, paga, me paga, sì. Come finiva la frase in italiano? Sempre tutto. Sempre tutto. Sempre, töt. Semper, töt, töt è una dieresi sulla vocale. E semper? Semper con un accento acuto sulla E. Sicuro? Sempre. No, è sempre con accento aperto, quindi semper. Grave, ma su quale E? Sulla seconda E. Ah sì? Semper? No, sempre sulla prima E. Ah, ecco. Sapevo che dopo Giorgio avrei fatto una figura di questo tipo, va bene, dai. Sì. Mi sto cimentando a fare qualcosa in privato, però va bene, mi diverto lo stesso. Non insistere a farmi diventare rosso. No, non si vede. Grazie. Allora, un'altra, sempre per lei. Attento, io sto parlando con una persona, un signore, e gli dico, lui, cioè lei, ha bisogno di qualcosa? Me lo dica. Lui. Il ga bisogn dar gota? Potrei accettarlo, ma io preferirei che lei mi dicesse gal bisogn der gota. Gal bisogn dar gota? Der gota. Der gota. Quindi lui è lui, quindi un pronome personale terza persona. Lui. E cosa metto sulla U? Lui. Oddio, non mi ricordo. È una dieresi? No, una dieresi no. Certo. Una dieresi, sì. Non è lu, è lu. Lu, quindi una dieresi, sì. Il ga, quindi lei ha, metto al ga. Gal, le ho chiesto io. Gal. Ha bisogno, quindi gal bisogno, G H apostrofo al. Bravo. E cosa mette sulla A di al? Niente. No. Se non mette niente è una preposizione articolata, invece è verbo avere. Sì, quindi metto l'accento grave. Sulla, per forza, non ce n'è altro per la A. Certo. Allora, GH apostrofo A con l'accento L. Bisogna. Bisogna, quindi metterei l'accento sulla O. Bravo. È un accento grave. Sì. Preposizione semplice di. Sì. Metto l'accento? No, niente. Bravo. Argota. Ergota, sì. Ergota. Metterei l'accento sulla O. Bravo. Che accento? Un accento acuto. Bravo. Ok. Bravo. Piano piano arriviamo. Grazie. Un'altra, poi la lascio stare. Meno male. No, sto scherzando. Al cirche descalca, non gliela dico in italiano. Al cirche descalca, che manca una preda al senter. Cerco di scavalcarlo. Cerchi di scavalcarlo, manca una. Me lo ripete in lingua? In lingua italiana, manca una pietra. No, me lo dici in bergamasco come prima. Allora, al cirche descalcal, manca una preda al senter.
Sì, manca una pietra al sentiero, sul sentiero, nel sentiero. Va bene, adesso vediamo. Al circa, Allora, al cal, lei cerchi quindi al circa, al cirche. al cirche, Guarda, al dire del lei, al cirche, al, come lo pronuncio, quindi al, ah sì? no, eh, no, mi verrebbe di dire il cirche più che al cirche. Fa No, niente, però lei dica al cirche, che a me interessa quello, poi quello che vuole dire lei non importa poco. Eh, al cirche, allora, mi aiuti? Allora, cerchi, cerchi. Cerchi lei di, Ecco, quindi noi sappiamo che abbiamo un verbo, per cui la L che viene prima, va apostrofata, certo. quindi Allora, al cirche, la prima A è una preposizione semplice. sì, poi c'è la L apostrofata, La L apostrofata, poi cirche. cirche, la I con l'accento acuto. Dai, provi se lei ha lì davanti un foglietto a scrivere cirche e poi mi dica se lei No, mette... assolutamente non ci vuole accento perché la I come prima. Mm. De preposizione semplice di, m'ha detto Sì, scal. scavalcarlo, quindi scavalcare esso, scalcal, Mm. Quante parole sono? Scal. potrebbe essere tutta una parola sola se Certo, aggiungiamo il pronome alla fine. certo. Come Scalcal, diciamo in italiano, scavalcarlo. scavalcarlo, Quindi scavalcal, mi dica come la scrive. Scal. sca 2A, Sì. LCAL, scalcal, Bene, ma dove metto l'accento se c'è l'accento? sca, sca, sulla prima A, Ah, aspetti che glielo dico. Alcal. no, scalcal sulla seconda, Scalcal. scalcal, No, ma io non ho detto no, scal. sull'ultima, Bravo. Scal. scalcal. Mm? Mm. Non mi ricordo com'era. Manca una pietra, però facciamo al manca una preda. Allora, al manca, È un verbo, si ricordi, c'è un verbo. sì, manca L apostrofo Sì, però c'è prima una A, dove la A, metto? spazio L apostrofo Mm? manca Va bene. na apostrofo N Ma no, noi diciamo una, non c'è bisogno öna di noi. Manca öna con la dieresi sulla O, pietra, pedra, preda. preda, non metterei apostrofi, accenti. No, allora, cioè, non so come dire, preda, non so. Ho Preda, necessità. allora con l'accento acuto sulla E. Al seder? L apostrofo L, Apostrofo, perché al sentiero. Cioè, manca una pietra al sentiero. quindi preposizione articolata, al apostrofo, Perché? oppure no, al senza niente, senter. E come scriviamo sentiero? Senter con la seconda E con l'accento acuto. Oh, bravo, bene. Eh sì, buonanotte. Bravo. Ma no, ma davvero, ma scusate, ma voi pensavate di imparare una lingua? No, ma io voglio impararlo no, come Giorgio, però va bene. No, bisogna diventare tutti così. Tutti come lui. E poi lei non lavora più allora. Noi no. Con noi. Vado a spasso col cane. Allora, Fantastico, grazie. allora,
Qualcun altro? Voglio sentire, fatemi sentire Fabio, Doel. Ci sono, ma sto solo ascoltando perché non ho avuto assolutamente tempo di fare qualsiasi grammatica esercizio, quindi sto silenzioso. Preferisce che la lasci tranquillo? Sì, sì, perché sto anche lavorando, quindi Va bene, va bene. grazie. Signora Angeretti. Presente, paura. Che pura c'è. Allora, Bastona è la prof. per forza, per forza. Allora, egli mi ha giocato 3 numeri all'8. Sarebbe bello che avesse da vincere. Un attimo che me lo sto scrivendo in italiano, eh. Sarebbe bello. Sarebbe bello Che avesse a vincere. che avessi a vincere. Avesse lui, perché sto parlando di lui. Sì. Che dovessi vincere, che vincesse. Allora, io lo tradurrei così. Mm, Lui con la dieresi sulla U, bravo. al A apostrofo L, Ah sì? no al, ma a me con l'accento grave sulla A, Sögat, Sogat, con la dieresi sulla O, Sögat. Si fermi dov'è? Allora, egli mi ha giocato. Lui Alma Sögat. Allora, andiamo avanti con dopo lui. Al Masogat. A staccato Brava. L apostrofo perché lui ha giocato a me. Sì. Ok. Aspetti. L apostrofo e poi mi ha giocato a me. Alma. E ma? Alma. MA con l'accento grave sulla A. Quella è la mano. Ma. Tre ma. È giusto. M apostrofo A. E la A come? Accento grave sulla A? No, o non serve? No, non serve. Come stasera. Come non serve? E poi c'è il verbo avere, ci vuole per forza. A con l'accento. Ma lo vuole mettere acuto o lo vuole mettere grave? Io lo metterei grave. Ah, ma io lo metterei acuto. Lei lo metterebbe acuto, va bene. Ma scherza, signora, ma la A non ha l'accento. Certo, ha ragione, me lo dimentico sempre. Allora, ritorniamo indietro. Alma Sögat. Dopo andiamo avanti con i 3 numeri all'8. Ricominciamo con Alma Sögat. L-U con la dieresi. A apostrofo staccato, pardon. L apostrofo. M che sta per a me. Apostrofo A con l'accento acuto. No! Grave. No, grave. È solo quello là. Certo, ha ragione, ma l'abbiamo appena detto, E adesso Sögat. S o con Z o con la dieresi gat. E non metto altri accenti perché c'è già l'accento, la dieresi sulla O. Ah sì, allora diciamo che... Sögat, no, Sögat, con l'accento grave sulla A, no, acuto sulla A. Ma c'è acuto per la A? No, grave.
Ce n'è uno solo, Zagat. Proprio testarda fino in fondo, eh. E non si preoccupi. 3 numeri all'8. Tri numeri, Brava. con la dieresi sulla O. E serve un altro accento qui? Numeri. Numeri. No, No, perché c'è già la dieresi e certo. tolta la O. Ecco, al lot. Mm. Allora, è una parola tronca. Sì, ma aspetti, mi dica la al, dopo passiamo all'ot. A apostrofo L, staccato, eh? Ah sì? No, A. Non è una preposizione Ah no, articolata. al è una preposizione, al tutto attaccato, al lot. E l'ot? È una parola tronca, E allora? quindi non vorrebbe l'accento. Ma se anche fosse una parola piana, lo vorrebbe lo stesso perché la O e la E, siccome possono essere Ho capito. all'ot, quindi che accento mettiamo? Mettiamo l'accento acuto, Ah sì? Lot? all'ot. Allora. Accento grave. Eh. No, settimana prossima faccio l'esame di Esperanto, sto facendo un casino con le lingue. Ma brava, brava che ha tanti interessi, è la cosa migliore. Brava, va bene. Ok. Qualcun altro? Vediamo un po'. La signora Aurora. Ha voglia? Sì? Sì? Ci siamo? Sì. Aurora che non la vedo. Ah, eccola. Sì, perfetto. Aurora, cosa le faccio fare? Una roba piccolina? Come Facile, uguale. facile, facile o difficilina? Me lo dica lei. Una via di mezzo. Una via di mezzo. Allora, il falegname con il legno fa su i mobili. Qui ci vuole anche un bel Ok. vocabolo. O il falegnam? No, falegname non No. esiste in bergamasco. Non lo so allora. Esiste o il marengù. Ok. Mm. Col legno o con il legno. Con il legno, si dice legno? Rimane legno? No, no. E non so come si dice. Allora, legn si dice. Legno. Mm. E allora, col legno, come possiamo fare? Col Sì, brava. legno. Legn con la E accentata. Esatto. Accentata acuta o grave? Legn. È aperta. Brava, quindi grave. Grave, sì. Alfa. Brava, Quindi brava, A spazio L brava, apostrofo brava. fa, Fa e fa f, come facciamo? Mettiamo A, l'accento o no? sì, Mettiamo l'accento, sì. Fa, da. sì, Sì, s c, con la dieresi, brava. alfa s, i, non so come si dica, Mobile. mobei, Mm. ok, alfa s, i mobei. Bene, e come scriviamo mobile? L'accento Mobile. è sulla O, però non si scrive, cioè non si scrive. Come non si scrive? Sì, Cioè, sulla O allora. sulla O, ma facciamo Sì. un accento grave o un accento acuto? È, Mobile. è chiuso, quindi... Chiuso? Ah dai, mobile, diciamo così. grave, grave, aperto. Ah, Ok. brava, Mobile. brava, meno male. Brava, brava, brava. Allora, sono andata al bar, che chiameremo caffè, perché noi in bergamasco bar non lo diciamo, però se vuole dire bar va bene lo stesso. Allora, Sì. sono andata al bar e ho chiesto, ha da cambiarmi?
sono andata al bar. Sto stacia, Va bene, ondacia, va bene. sondacia, al caffè, alle preposizioni. Brava. Caffè, come lo scriviamo? Caffè. Caffè, Con quante F? una Sì. E l'accento? Caffè? sulla E. Sì. Quale accento? Ehm, chiuso. Brava. Il caffè. Al caffè. Ok. Mm. E ho chiesto. E ho domandato. Brava, brava. Ho domandato. Dove mette l'accento sulla... Quale accento mette sulla O, che è voce del verbo avere? Ehm, Ho domandato. è aperto. Ah sì? Ho Oh domandato. no, Ho ho chiuso. Ho brava. domandato. Domandato. Sulla A. Quale A? Ce ne sono due. Sulla seconda. Domandato. Ultima? Mm? Sì, sull'ultima. Ah, da Eh, cambiare? Da cambiarmi. al ga. No, no, Mm, no. Gal de cambiam. Gal de cambiam. Eh. Gal come GH apostrofo Mm? al A con l'accento. Brava. Gal de cambiam, quindi de è preposizione senza accento. Mm? Cambiam, sulla seconda A. Brava, brava. Gal de cambiam. Brava, brava. Bravissima, bravissima. Grazie. Perfetto. Adesso vediamo un po'. Vediamo un po'. Oscar? La voglia, Oscar? Eccomi qua. Bravo, perfetto. Vediamo. Mm. Attento. Ha bisogno di qualcosa? Dico, lei ha bisogno di qualcosa? Poteva dirmelo prima. Parli. Ok. Eh, mm, mi è venuto un dubbio su lei adesso. Lei Eh, al Gabi, lui, diciamo lui. Lu anche se non... Ok. Dire lei anche Lu al Gabi... lui, no, lui, Lu lui. il Ga bisogna. Lu, Lu. Gal bisogno. Mm, mm. Gal bisogna del gota. Mm. Ehm, Allora, andiamo. Lui, gal bisogno. Vediamo un po' come lo scriviamo. mm, allora, Lu, abbiamo detto appunto con la diesis. Sì, poi. Gal, Mm. G apostrofo AL, Gl, gl. C'è una A, eh? quindi mm, GH, GH, apostrofo, e ok, poi, AL, bravo. E la A l'accento no. no, No, perché? È voce del verbo avere? ah, allora sì, Per forza, ovviamente, sempre aperta. Mm. per forza. La A. Mm. Bisogno? Bisogna, Mm. mm, biso, di Bisogno, accentata sulla O, bravo. Ma che accento metto? Grave o acuto? bisogna, chiusa, Sì, bisogno. No, no, bisogno. bisogna, ok, aperta, Mm.
Di De, qualcosa. de ergota. Bravo. Ergota, no, non dovrebbe andare accentata perché sulla O è piana. Certo, è piana, però noi sappiamo che la E e la O vogliono sempre l'accento. Ah, sì, sì, certo. Ergota, aperta. Ergota, no? No, Ergota. non le imbrocco, le aperte e le chiuse. Ma basta sentire come lo diciamo. Sì, Ergota. Strigo la bocca, ergota. no? Ergota. Sì, sì. Poi com'era il resto? Parli. Parli, Come diciamo? Parli. mm, parlare, parla, Sì, però è un imperativo. Parli. mm, parli, No, quello sarebbe parlate voi e andrebbe bene, mm, ma in questo caso io lo sì, dico a una persona sola, quindi parli lei, parli. parli, no. No, parli è in italiano. In Mm, bergamasco diciamo al parle, al medì, ah, al parle, al meute. al parle, Eh, mm, mm. Allora, al parle come lo scriviamo? mm, al, Attento che non è una preposizione articolata, eh? C'è una L ma c'è un verbo, quindi certo, quindi A apostrofo L, no, A da solo perché è una preposizione semplice, L apostrofo perché è davanti a un verbo, ok, parle, parle. così. E facciamo un'altra io e lei. Vediamo un po'. Mm. Allora. Gli ho messo un anello al dito. Alla mia amorosa non è piaciuto. Ok, algo metit, No, gometit. go metit, E come lo un, scrivo? Come lo scrivo? mm, Come lo scrivo gometit? G apostrofo, Aspetti, G da solo non va bene. GH, scusi, Bravo, eh, apostrofo. apostrofo, Mm. ho accentato, Sì, grave, aperto, 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 ga metit, ga, no, no, go metit. go metit, Giusto? Mm. mm, Metit, metit, l'accento sulla I, sì, grave o eh, tutto? mettite la I è sempre, Bravo, sempre, meno sempre male, aperta. bravo. Mm, Sì. Metit un on, anello al dito, on, U, U, è vero U, un, anello non mi... un, Mm, un. E come lo scrivo questo un? con la dieresi, Bravo. Anello, mm, non mi viene. anel, Anella, anel, eh, anella, anel. Sì. anella, Mm, quindi con l'accento aperto sulla E, bravo. Al dito, al dit. bravo. E questo al che cos'è? Qui è una preposizione, quindi è tutto attaccato. Va bene, al dit. Alla mia amorosa non è piaciuto. Alla memorusa del mio Bravo. piasido. Ti fermi? Mm. Fermi. Alla mia amorosa, alla memurusa. Come lo scrivo? Mm, A, Ah, poi staccato là, sì, bravo. me, Me, me accento. con Dove? l'accento Ma, chiuso, ecco, bravo, chiuso. Murusa, murusa,
E piana non lo metterei. Bravo. Musa. Non è piaciuto. Le mia piasido. A lei è alghemia piasit. Alghemia piasit. E allora come lo scriviamo alghemia piasit? A apostrofo L. No, perché A apostrofo? A apostrofo vuol dire sempre anche. Egne a me, egne a te, vuol dire sempre anche. Invece Sì, in sì, questo sì. caso è alla mia Sì, vita. sì. A L apostrofo Sì, G, quindi GH sì, apostrofo bravo. E È? ehm, e mi verrebbe aperto. Bravo. Sì. Alghe, Mia mia. normale, senza accenti. Piasit. Piasit, come lo scrivo? Piasit, quindi sulla I. Sì, quale I? Abbiamo detto che non fa differenza, quindi è sempre aperto. Sì, ma su quale I? Vai. Che ce ne sono due. Ah, Piasit sull'ultimo. Bravo, 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 veramente. Grazie. Bravo, bravo, ottimo. Qualcun altro? Vediamo un po'. Alessia, ha voglia Alessia? Ci sono. Brava Alessia che c'è. Bene, vediamo. Allora, quanto ha vinto all'otto? Domando. Molto poco, mi ha risposto. Ok. Ok. Quanto il Gavinsio? Oi. È diventato veneto. Sì, io sono veneta. Ops. Immagino. Allora, aspetti. Riuscito. Quanto in bergamasco si dice quat? Qua. Quat. Quatt. Ok. Al vensit all'ot. Al vensit all'ot. Ecco, mi traduca questo, mi dica come scrive. Quanto ha vinto all'otto? Quat al vensit all'ot. Ok, allora, quat è Sì. tronca, Sì, però non lo metto. no, perché si considera un monosillabo. Ok, poi A spazio L apostrofo, Ah sì? al, E poi c'è il verbo avere. Avere quanto ha vinto, quindi al con l'accento sulla A. va? Ok, vensit con l'accento sulla I. Sì, come lo scrive Vensit? C'è lo spelling. V-E-N-Z-I-T. Va bene, Vensit. Al preposizione. Brava. Lot con l'accento grave. Bravo, su cosa? Sulla O, naturalmente. Sì, Solo sì. quella. Va bene. Go, ho domandat. Go domandat. Sì. O con l'accento. Aspetti, go domandat. Gli ho domandato. GH apostrofo O con l'accento. Che accento? Grave, ma è l'unico che c'è per... No, go, grave, sì. Go, non ho detto go, ho detto go. Quindi acuto. Sì, go, domandat. Domandat con l'accento sull'ultima A. Bravo, brava. Okay. Molto poco mi ha risposto. Troppo. Troppo, gran poc, va bene? Quindi troppo. Allora, vediamo come scriviamo troppo. Ok, trop è tronca.
però la O vuole sempre l'accento, Certo, quindi è chiusa. sì, Tro- davvero? tro. Non ho detto troppo, ho detto No, è Mm. aperta, quindi grave. Ok, poco, poc, poc, questa è chiusa. brava. Mm. Ok, Mm? ma respondit, Al mare spondit. al ma respondit. Va bene. Allora, Ma al ma respondit. respondit. Ok. Allora, sì, stavo pensando. Oh, scusi. A spazio, L apostrofo, Brava. ma, quindi M apostrofo Bra- A, brava. M apostrofo A con l'accento o senza accento? no, con l'accento, Poi c'è il verbo il avere. verbo avere, Sì, sì, è un ausiliare, però è avere. Mm? sì. Respo- Respondit con l'accento sulla I. brava. Cosa scriverebbe lei? Respondit o respondit? U, Diciamo U, ma sarebbe più corretto scrivere respondit, perché ok. è voce del verbo respond e non respond, però si accetta anche respondit, ma è meglio mettere respondit. Brava, 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 brava Alessia. Grazie. Vediamo qualcun altro. Arianna. Così, trop con Ecco. 2 O? Trop ci vogliono 2 O? No, perché Ah, ok. trop, no. Ah, ok, mi era venuto un dubbio. Ok. No, no, assolutamente. Allora, Arianna. Sì? Mm, allora, attenta. Al primo momento tutto mi sembrava facile. Al primo momento? No. Sì, Già. va benissimo. Giusto. Al primo momento. Vediamo come mi scrive quell'al. Al primo momento. Scritto normale perché è una Brava, brava. posizione. Prim, lo sappiamo, non serve a niente. Moment. L'accento aperto sulla E. Va bene, brava. Sì, ce n'è una sola a dire. Mm? Tutto mi pareva facile. Oddio. Brava, va bene così. Dice ne parea. Töt, non tut, ma töt. E Quindi ne come lo parea scrivo? Momento, passiamo passo per passo. Tutto, töt, come lo scrivo? con la dieresi sulla O. Brava. Adesso, al me paria. A apostrofo L. A, ho sempre detto con l'apostrofo, la A vuol dire anche, ma noi non abbiamo bisogno di dire anche. Quindi ci serve solo una preposizione semplice per introdurre che quella cosa mi pareva. Quindi al normale. A normale. Il primo. Poi mi serve il complemento oggetto, quindi quella cosa. Al me. No, momento. A, e adesso mi serve la L. Cosa ne faccio di questa L? L apostrofo me. Brava, brava. Però siccome vuol dire a me e non me, perché se fosse me e io dovessi dire io vado, mendo, ma in questo caso mi pareva. Quindi cosa metto? Metto un accento, un apostrofo, metto niente. Un apostrofo, un accento chiuso sulla E. No, è un monosillabo che non ha bisogno di niente. Mi pareva. No.
No, niente. Me paria. È un pronome. Pareva a me, ma siccome non è il pronome soggetto, non ci mettiamo niente. Pareva? Con l'accento grave sulla I. Ma anche Paria. acuto, è sempre uno l'accento sulla I. Paria? Mm? Non mi ricordo cos'era la frase. A me Neanch'io a dire la verità. mi pareva facile, facile. Non sai come si dice facile? Bel fa. È una parola sola? Bel fa. Metto l'accento? No. Non belfa, non ho detto belfa, ho detto bel fa. Bel fa. L'accento grave sulla A. Beh, anche acuto, tanto ce n'è uno solo. Va bene, va bene, va bene. Allora, sempre lei. Sì? Metti al sole i fichi. Metti al sole i fichi. Mettere? Met. Con l'accento? Sì. Sì, che aveva accento aperto. Sì, met. Al sole. Al preposizione Quindi articolata, quindi normale. Sul sul, sole. sì, sul, senza niente, perché è sempre sul. I fichi. Allora, però fichi non so come si dice in bergamasco. Fic. I fic. Va bene, non ci vuole niente, ci vuole l'H finale, perché sennò sarebbe fic. Quindi va bene così. Va bene, brava. Brava. Insomma. No, va bene, va bene, va bene. Questo l'abbiamo fatto. A che punto siamo? Poi ci facciamo, abbiamo tempo. Vediamo un po' di paroline così. Allora, Carmen. Carmen, buonasera. Sì, ci sono. Ci sono, buonasera. Brava, buonasera. Allora, Martino ha perso al gioco 1 milione. Martino? Non lo so. Martino. Va bene, Martino. Martino. La perdit. Brava, come lo scriviamo? La perdit, L apostrofo A. E A, mettiamo l'accento o non mettiamo l'accento sulla A? Lo mettiamo perché è il verbo avere. Logicamente il grave. La perdit, metterei grave sulla I. Sì, perché anche acuto la I è sempre uno. Ah sì, giusto, ha ragione. La perdit al zök. Sì. So, va bene. Al preposizione articolata, per cui al. Zök, non lo so, lo scriverei Z-U-C-H? Zük, no. Zük. Zök, allora Z-O, Z-O, C-H o no? Sì, ma la O, cosa facciamo con la O? Zök ci metto la dieresi. Brava. Zök, a zök, U miliu. U miliu. Brava. Con la dieresi, U. Ok, miliu. Non lo so come si scrive. Miliu. M-I-L-I. Sì. U. Con la dieresi o con l'apostrofo?
O con l'accento. Milieu. No, metterei l'accento forse, non so. Va benissimo, va bene. Ok. Adesso, sempre lei, Carmen, adesso piange il Martino di prima, adesso piange, mi gira attorno. Adesso piange, mi gira attorno. Ok. Adesso. Sì. Adesso. Accento. Adesso, metterei sulla E. Sì. Adesso, grave sulla E. Grave, sì. brava. Adesso, al pians. Sì. Al pians. Dunque, al pians, per cui A, staccato L con l'apostrofo. Sì. Pians. Sì. Scriverei pians. Non so se vada bene. Va bene. Al me gira in Turen. Pians, abbiamo bisogno di un accento. Pians, metterei sulla A. Brava. Pians, sulla A. Pians, al me gira, va bene? Al me gira in Turen. Va bene. Mi dica come scrive. Al me gira. Allora, al me gira, sempre A staccato L con l'apostrofo. Sì. Me, farei me, gira. Sì. Gira, scriverei gira. Non so se ci voglia un accento sulla I, forse. Gira. Sempre gira. Sì, al me gira in Turen, va bene in Turen? Sì, benissimo. In Turen, non lo so dove mettere un accento, in Turen. Forse sulla ultima E, in Turen. Sulla ultima E lo metterei, sulla E. Ah sì, in Turen? In Turen? No, allora in Turen, per cui sulla U. Sulla U. E lei mi ha detto che va benissimo. Lei mi ha detto, non va bene? Sì, benissimo, benissimo. Però lei mi ha detto in Turen. Io vorrei invece che lei mi dicesse come scriverebbe gira in Turen. In Turen metterei l'apostrofo, la N, Turen. Ah sì? No, è una parola sola. In Turen è una parola sola. Però ho bisogno di togliere la I per una questione di cacofonia. Quindi, quindi cosa scrivo? Apostrofo, N, Turen. Sì, va bene. In Turen. Bene? Brava. In Turen. Va bene. Okay. Va bene, benissimo. Bravissimo. Grazie. Facciamo ancora uno e poi basta. Sì. Vediamo un po'. No, non con lei, con qualcun altro. Sì. Marilena Cassi. Eccomi. Allora, andiamo avanti. Questo povero Marchino, io dico, si arrangi. Arrange? Non la sento bene, mi perdoni. Al serange? Brava, al serange. Come lo scrivo al serange? Brava, benissimo. Si arrangi. Va bene al serange, ma me lo allora, dice. Al serange. A, apostrofo. Ho detto che la A con l'apostrofo vuol dire anche. Ah, è verbo. Ah, è verbo A? Dai. No. Oh, è una preposizione semplice. A, da solo, il serange. A, da solo, sì. Apostrofo, lui, proprio lui, si arrangi. Lui? No, non mi serve più, gliel'ho detto io per aiutarla. No, è che c'è stato un attimino, non vi ho sentito. Allora, abbiamo detto al serange. Esatto.
è una preposizione semplice, la lasciamo lì. Adesso Sì. si arrangi. Se. No, aspetti. Si arrangi, mi serve una L, L. Mm? L. Poi? L. E dopo Apostrofo. Apostrofo, brava. Se. Se. Non ha bisogno di ha bisogno di accenti? No. No. Range. Anche in questo caso non ha bisogno di accenti. Ok. Va bene? Sì. Signori, sono le 19:30, ci vediamo lunedì prossimo. E ci vediamo con una specie di piccolo saggio. Vediamo. Magari qualcuno si prepari, io vi do un suggerimento. Si prepari letto un pezzettino della Maiada, che se c'è Silverio Signorelli, gli facciamo sentire come leggiamo il bergamasco. Avete voglia? Ce lo può spedire? Non ho capito. Se ce lo può mandare via mail, magari. Ma ve l'ha già mandata, L'avete già l'avevamo? Ah, ok. Però se non ce l'ha, non può richiederla, gliela rimandano. No, l'avrò allora nelle mail vecchie, grazie. Sì, dai. Preparatevi con questa poesiola, che poi la grammatica la vediamo anche dopo, cioè anche per darvi un po' di sollievo da questo strazio, poverini. Però guardate, ragazzi, siete bravi e siete bravi tutti. Devo dire la verità, a parte qualcuno che mastica il bergamasco già da un po' di tempo e che si è appassionato, come il signor Giorgio, certo, però anche gli altri che non avevano dimestichezza con questa lingua, badate che è una lingua vera, quindi è come se noi volessimo imparare una lingua sconosciuta, una lingua diversa dall'italiano, una lingua straniera. Quindi davvero le difficoltà sono tante, per cui siete veramente, veramente bravi. Grazie a tutti di tutto. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie Ciao. a lei, buona buonasera. settimana.